Un passo in avanti rispetto al lavoro fatto finora, la volontà di esserci in un momento storico come questo per la politica italiana e veneta. Dino Boffo, ex direttore di Avvenire, scende nell'arena politica per portare avanti un progetto, quello di un centro-destra che si sta rimodellando e che vede, spiega Boffo, proprio nella nostra regione, il qui e l'ora della politica nazionale. Si sta rimodellando il centro-destra e occorre fare in modo che questa area molto ampia nella nostra regione abbia una rappresentanza politica rappresentante effettivamente lo spirito della nostra gente. Boffo si candida sotto la bandiera di Area Popolare che sostiene la candidatura di Flavio Tosi. Un uomo mite, un uomo che anche rispetto alle rotture che ha subito riesce a guardare con ottimismo la realtà, a non recriminare, e a me pare che sia un tipico carattere veneto. Andare al concreto dei problemi è, secondo Dino Boffo, l'obiettivo che i candidati dovrebbero raggiungere in queste settimane di campagna elettorale ed individua quelli che sono i temi più caldi in regione: sanità, agricoltura, sostegno alle famiglie. Ma in questi giorni è la questione profughi a scuotere l'opinione pubblica. Ogni comunità deve farsi carico delle sue responsabilità, spiega Boffo. Bisogna capire che è necessario che queste persone vengano equamente ospitate su tutto il territorio nazionale. Il tema della sicurezza non vada sovrapposto automaticamente con il tema dell'accoglienza. Io credo anzi che occorra sviluppare tutta una politica di maggior socialità. I nostri paesi si stanno chiudendo a riccio. Boffo nelle prossime settimane incontrerà i cittadini non all'interno di manifestazioni, chiarisce, ma con contatti personalizzati per spiegare la sua scelta, quella di un cittadino comune che decide di mettersi in gioco. Persone che fino ad ora non hanno militato nelle formazioni politiche vecchie o nuove ci mettono la faccia in questa campagna elettorale, la considerano interessante, la considerano importante soprattutto per il futuro di una regione come il Veneto.